Iniziamo con il canto numero 445. Te lodiamo, Trinità, nostro Dio, t'adoriamo, Padre dell'umanità, la tua gloria proclamiamo, te lodiamo, per l'immensa amo Trinità, per l'immensa tua bontà, infinita carità, Santo Spirito d'amore, luce, pace, regna sempre nel mio cuore, te lodiamo, Trinità, per l'immensa tua bontà, te lodiamo, per l'immensa tua bontà. Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Pane, dice il Signore, il mattino della domenica siamo qui a tua mia. Dio abbia misericordia, Perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. E con gioia inalziamo l'inno pasquale della lode. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra all'uomo del Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente, Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà. Tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Dio, che hai promesso di abitare in coloro che ti amano con cuore retto e sincero, donaci la grazia di diventare tua degna dimora. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio,
e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Geremia. Così dice il Signore: maledetto l'uomo che confida nell'uomo e pone nella carne il suo sostegno, allontanando il suo cuore dal Signore. Sarà come un tamarisco nella steppa, non vedrà venire il bene. Sarà in luoghi aridi nel deserto, in una terra di salsedine, dove nessuno può vivere. Benedetto l'uomo che confida nel Signore, e il Signore è la sua fiducia. È come un albero piantato lungo un corso d'acqua, verso la corrente stende le radici. Non teme quando viene il caldo, le sue foglie rimangono verdi. Nell'anno della siccità non si dà pena, non smette di produrre frutti. Parola di Dio. Beato l'uomo che confida nel Signore. Beato l'uomo che non entra nel consiglio dei malvagi, non resta nella via dei peccatori e non siede in compagnia degli arroganti, ma nella legge del Signore trova la sua gioia, la sua legge medita giorno e notte. È come un albero piantato lungo corsi d'acqua, che dà frutto a suo tempo. Le sue foglie non appassiscono e tutto quello che fa riesce bene. Non così i malvagi, ma come pula che il vento disperde, poiché il Signore veglia sul cammino dei giusti, mentre la via dei malvagi va in rovina. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, se si annuncia che Cristo è risorto dai morti, come possono dire alcuni tra voi che non vi è risurrezione dei morti? Se infatti i morti non risorgono, neanche Cristo è risorto. Ma se Cristo non è risorto, vana è la vostra fede, e voi siete ancora nei vostri peccati. Perciò anche quelli che sono morti in Cristo sono perduti. Se noi abbiamo avuto speranza in Cristo soltanto per questa vita, siamo da commiserare più di tutti gli uomini. Ora invece Cristo è risorto dai morti, primizia di coloro che sono morti. Parola di Dio. Alleluia, alleluia, alleluia. Rallegratevi ed esultate, dice il Signore, perché la mensa e c'è. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con Velo secondo Luca. In quel tempo Gesù, disceso con i 12, si fermò in un luogo pianeggiante. C'era gran folla di suoi discepoli e gran moltitudine di gente da Giudea, da Gerusalemme e dal litorale di
Tiro e Sidone. Ed egli, alzati gli occhi verso si diceva: beati voi poveri, perché vostro è il regno di Dio. Beati voi che ora avete fame, perché sarete saziati. Beati voi che ora piangete, perché riderete. Beati voi quando gli uomini vi odieranno e quando vi metteranno al bando e vi insulteranno e disprezzeranno il vostro nome come infame a causa del Figlio dell'uomo. Rallegratevi in quel giorno ed esultate, perché ecco, la vostra ricompensa è grande nel cielo. Allo stesso modo, infatti, agivano i loro padri con i profeti. Ma guai a voi ricchi, perché avete già ricevuto la vostra consolazione. Guai a voi che ora siete sazi, perché avrete fame. Guai a voi che ora ridete, perché sarete nel dolore e piangerete. Guai quando tutti gli uomini diranno bene di voi. Allo stesso modo agivano i loro padri con i falsi. Parola del Signore. È una parola molto forte, quella che la liturgia ci offre questa domenica per la nostra riflessione, per il nostro cammino spirituale. Partiamo proprio dalla seconda lettura, presa dalla prima lettera di Paolo ai Corinzi. Siamo nel capitolo 15, è il capitolo interamente dedicato alla risurrezione. E Paolo ricorda ai cristiani l'annuncio fondamentale del cristianesimo, la Pasqua di Gesù, la sua passione e morte e la sua risurrezione. Con la morte ha distrutto il peccato, con la risurrezione ha distrutto la morte. E il cristiano, attraverso l'ascolto della parola del Vangelo, l'adesione alla parola del Vangelo e il battesimo, è stato innestato, inserito profondamente nella Pasqua di Gesù. Siamo resi partecipi della morte e della risurrezione del Signore. E Paolo dice, non solo in una maniera spirituale, ma lo saremo anche in una maniera concreta con il nostro fisico. Proprio perché uniti profondamente a Gesù risorto, anche noi risorgeremo. Lo Spirito Santo che ha fatto risorgere Gesù farà risorgere anche noi. Potremmo dire, ma perché questa insistenza di Paolo e della Chiesa su questo tema? Perché è l'annuncio fondamentale del cristianesimo. Da questo annuncio, dall'adesione a questa parola, ne consegue la nostra salvezza. E non è facile. Non era facile per i cristiani di Corinto, perché erano impregnati di cultura dualistica greca, filosofia greca, corpo, separazione tra corpo e anima, corpo e spirito. Non è facile neanche per noi oggi, che siamo impregnati di un materialismo. Morto, finito tutto. No. Ecco il grande messaggio cristiano. L'uomo con la morte
non ha terminato la sua esistenza terrena, perché Dio non è il Dio dei morti, ma dei viventi, e trasmette la vita a chi si apre a Lui, a chi lo accoglie. E noi, attraverso l'adesione al Vangelo, attraverso il battesimo e poi attraverso i sacramenti, specialmente dell'Eucaristia, abbiamo accolto il dono della vita. E il profeta Geremia ci introduce nella pagina del Vangelo che abbiamo ascoltato. Il profeta Geremia ha annunciato due cose: una maledizione e una benedizione. Una maledizione per l'uomo che confida nell'uomo, che confida nella ricchezza, nei beni di questo mondo, pone la sua garanzia nelle cose materiali. Passano le cose materiali, dice Geremia, soltanto la parola di Dio. Benedetto l'uomo che confida nel Signore. Ed è qui paragone l'uomo che confida nel Signore a una pianta che è radicata lungo un corso d'acqua. Non teme la siccità, perché l'acqua è fondamentale della vita e porta frutto. Questo tema della benedizione e della maledizione l'abbiamo sentito anche proclamare da Gesù. Siamo nel capitolo 6 del Vangelo di San Luca e ci presenta l'Evangelista Luca una sintesi del messaggio che Gesù annunciava. Su quali temi parlava Gesù? Eccoli qua. C'è un tema fondamentale per San Luca: la povertà. Ma facciamo con un po' di ordine, altrimenti diciamo tante cose e poi diventiamo inconcludenti. Innanzitutto, Gesù, ci dice Luca, discese con i 12, si fermò in un luogo pianeggiante. Già l'indicazione geografica, topografica, diventa un messaggio. Prima aveva detto che Gesù era salito sul monte a pregare con i discepoli e tra i discepoli aveva scelto i 12. Compiuta questa esperienza di preghiera e di scelta, con i discepoli e specialmente con i 12, discende verso la folla che lo attende, una folla che è convenuta da diversi ambiti della Galilea, della Giudea, ma anche dal territorio pagano, Tiro e Sidone. Allora Luca ci dice che l'umanità è orientata verso Gesù, è desiderosa di sentire la parola del Maestro. Il fatto poi che Gesù discenda dal monte rimanda a un altro concetto biblico. Dio che dall'alto della sua abitazione nel cielo discende verso l'uomo, si rivolge all'uomo, offre all'uomo una parola di verità, una parola di vita. Gesù che diventa portatore della parola di Dio per l'uomo. E un altro piccolo particolare che Luca fa, ci dice, ed egli, alzati gli occhi verso i suoi discepoli, diceva. Alzati gli occhi, cioè guardando, entrando in una relazione di comunione attraverso non solo la parola, ma anche attraverso lo sguardo. L'occhio e lo sguardo diventa comunicazione profonda di sentimenti, di valori. Cioè la totalità della comunicazione di Gesù, parola,
atteggiamento, sguardo, condivisione di tutto del maestro con i discepoli. Notiamo un altro piccolissimo particolare. Verso i suoi discepoli, prima aveva detto una moltitudine di gente era accorsa per ascoltarlo. Ora annuncia, guarda i suoi discepoli. Questo ci fa comprendere come ci sia una gradualità di percezione del messaggio di Gesù. La parola di Gesù si è rivolta a tutti. Poi che l'accolgono, che l'ascoltano con cuore netto, sono i discepoli. Infine ci sono i 12 che sono stati scelti da Gesù a condividere il suo stile di vita. E ai discepoli cosa annuncia Gesù? Beati voi poveri, perché vostro è il regno di Dio. Ecco qui il capovolgimento di prospettiva. Le beatitudini, già nell'Antico Testamento, specialmente nei testi sapienziali e nei salmi, noi troviamo la proclamazione del beato. Beato l'uomo che teme il Signore, beato questo, beato quello. Questa beatitudine nell'Antico Testamento era aperta, era donata a tutti quelli che vivevano secondo le indicazioni, secondo le esigenze della parola di Dio. Il profeta Geremia nella prima lettura ce lo ha ricordato. Beato l'uomo, benedetto l'uomo che cammina nella legge del Signore. Gesù compie un passaggio più profondo ancora. La beatitudine per l'uomo non è semplicemente legata a una risposta che l'uomo dà alla parola di Dio, alla legge santa del Signore. La beatitudine dell'uomo è un'offerta, un dono di Dio all'umanità stessa. Ma attenzione, vista il grande messaggio, a un'umanità che è povera. Povero non è semplicemente colui che manca di beni materiali, che non ha denaro, che non ha ricchezze di questo mondo. Il povero biblico, l'Anavim Yahweh biblico, è colui che ha il cuore aperto a Dio, colui che si lascia guidare dall'amore del Signore. Allora la novità del messaggio di Gesù sta che l'esistenza dell'uomo, l'esistenza del discepolo è avvolta dall'amore del Padre Celeste. È la consapevolezza dell'essere amati, dell'essere ricercati dal Padre Celeste che diventa la fonte della nostra beatitudine. Contrariamente a questo, ecco il guai che Gesù proclama dopo. Guai a voi ricchi, perché il ricco è chiuso in se stesso. Guarda ai suoi possedimenti, guarda ai beni che ha e ripone in essi la sua fiducia. Il povero invece, diversamente, è pienamente aperto a Dio. Accoglie giorno per giorno il dono del Signore, l'amore del Signore. Il povero si sente amato dal Signore anche nelle situazioni più difficili, più dolorose.
anche quando ha fame, quando è piangente, quando è perseguitato, quando è rifiutato dagli uomini a motivo della parola di Gesù. Ecco la motivazione profonda. L'esistenza del povero è guidata e sostenuta dalla parola del Signore ed egli è in una, possiamo dire, botte di ferro, è in una protezione, in una sicurezza. Gesù con queste beatitudini vuole travasare in noi una piena fiducia nel Padre Celeste, un affidamento pieno e profondo nei diversi momenti della nostra vita nel Padre Celeste. E Lui ce ne ha dato l'esempio per primo, quando sulla croce, che viene considerato un maledetto, porta i peccati dell'intera umanità, lì sulla croce dice: Padre, nelle tue mani affido il mio spirito. E il Padre non lo abbandona. Ecco il mattino di Pasqua, la risurrezione, perché Dio è Dio fedele. E con tanto amore e fiducia rinnoviamo la nostra professione di fede e la nostra adesione al Signore. Credo in solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili ed invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito, Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria, si è fatto uomo, fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore dalla vita e procede dal Padre e dal Figlio, con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa una santa, cattolica e apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Al Padre che dona la salvezza a coloro che si rivolgono a Lui con cuore sincero, chiediamo la sapienza di cercare solo in Lui la nostra vera beatitudine e di saperlo sempre ringraziare per tutti i Suoi doni. Preghiamo insieme. Padre, ascolta la nostra preghiera. Padre, ascolta la nostra preghiera. La Chiesa, che nell'Eucaristia domenicale celebra il sacrificio di Cristo morto e risorto per tutti gli uomini,
non si stanchi mai di annunciare la fede nella vita eterna. Preghiamo. Padre, ascolta la nostra preghiera. Coloro che soffrono a causa di guerre e carestie sperimentino la liberazione dal male e ritrovino la pace, doni promessi dalle beatitudini. Preghiamo. Padre, ascolta la nostra preghiera. Gli artisti che in questa domenica celebrano il loro giubileo sappiano testimoniare la fede attraverso le loro opere e contribuire con esse all'edificazione di un mondo più giusto e fraterno, secondo il disegno dell'architetto divino. Preghiamo. Padre, ascolta la nostra preghiera. La nostra comunità sia sempre luogo di accoglienza e di solidarietà, dove tutti possano vivere le beatitudini del Vangelo. Preghiamo. Padre, ascolta la nostra preghiera. Ascolta, o Padre, le nostre preghiere e fa che la tua parola trasformi i nostri cuori e le nostre vite a tua immagine, per Cristo nostro Signore. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Sia segno della nostra unione con la vita divina di colui che ha voluto assumere la nostra natura umana. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Umili e pentiti, accoglici, o Signore, ti sia gradito il nostro sacrificio che oggi si compie dinanzi a te. E preghiamo perché, portando all'altare del Signore gli impegni di questa settimana, divengano un'offerta gradita a Dio, Padre Onnipotente. Questa offerta, o Signore, ci purifichi e ci rinnovi e ottenga a chi è fedele alla tua volontà la ricompensa eterna. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. In ogni tempo tu doni energie nuove alla tua Chiesa e lungo il suo cammino mirabilmente la guidi e la proteggi. Con la potenza del tuo Santo Spirito le assicuri il tuo sostegno ed essa, nel suo amore fiducioso, non si stanca mai di invocarti nella prova e nella gioia sempre ti rende grazie per il Cristo Signore nostro e noi, per mezzo di Lui, i cieli e la terra inneggiamo al tuo amore e uniti agli angeli e ai santi cantiamo senza fine la tua gloria. Santo, santo, santo il Signore,
pieni della tua gloria. Alto dei cieli. Veramente santo sei tuo Padre ed è giusto del tuo Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offre al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi, che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, il Padre San Francesco, Sant'Antonio, Santa Chiara e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Perché preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Riccardo, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli, ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli
fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio, Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore per tutti i secoli dei secoli. Con la fiducia che lo Spirito Santo suscita nel nostro cuore e come figli di Dio ci rivolgiamo al Padre Celeste dicendo: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericórdia viva unito nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa. La rete volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore risorto sia sempre di voi. Diamoci un segno di comunione. Agnello di Dio, che togli noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Canto numero 29. Signore, sei venuto, fratello, in mezzo a noi. Signore, hai portato amore e libertà. Signore, sei vissuto nella povertà. Noi ti ringraziamo, Gesù. Alleluia, alleluia. Alleluia, 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 alleluia.
Alleluia. Signore, sei venuto, fratello, nel dolore. Signore, hai parlato del regno dell'amore. Signore, hai donato la tua vita a noi. Noi ti ringraziamo, Gesù. Alleluia, 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 alleluia. Signore, sei risorto e resti in mezzo a noi. Signore, ci hai chiamati e resi amici tuoi. Signore, tu sei via alla verità. Noi ti ringraziamo, Gesù. Alleluia, 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 alleluia. Preghiamo. O Signore, che ci hai fatto gustare il pane del cielo, fa che desideriamo sempre questo cibo che dona la vera vita. Per Cristo nostro Signore. Ricordo che nel pomeriggio alle ore 16 vi è il canto del Vespro, una benedizione eucaristica, e dopo si va alla cella di Sant'Antonio per la visita e la preghiera al Santo. Il 20 febbraio, terzo giovedì del mese, in santuario vi sarà l'adorazione eucaristica silenziosa dalle ore 17 alle ore 18. Ogni giorno, mattina e pomeriggio, c'è sempre la possibilità di un confessore in santuario per chi desidera anche vivere il dono del Giubileo. E vogliamo pregare anche per il Santo Padre, il Papa, che sappiamo tutti che è ricoverato ai Gemelli a Roma, perché il Signore lo sostenga e gli doni di recuperare presto morti, Dio pieno e tutta Chiesa. Il Signore sia con voi e ci accompagni e sostenga con la sua benedizione Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Glorifichiamo il Signore in pace. Numero 40.
andrò per la in cielo, patria mia, andrò a veder Maria, mia gioia e mio amore, al cielo, al cielo, al cielo, andrò a vederla un dì, al cielo, al cielo, al cielo, andrò a vederla un dì, andrò a vederla un dì, e il grido di speranza che infondemi costanza nel viaggio e fra i dolori. Al cielo, al cielo, al cielo, andrò a vederla un dì. Al cielo, al cielo, al cielo, andrò a vederla un dì.